Benvenuti all'Almanacco e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 6 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:45 e tramonta alle 20:53. La luna si leva a mezzanotte 27 e cala alle 11:51. Oggi si celebra Santa Maria Goretti, vergine e martire. Il nome Maria ha origini ebraiche antichissime, Miriam, e porta con sé un significato regale. Significa infatti principessa o signora. Oggi è il World Kiss Day, la giornata mondiale del bacio. Una ricorrenza che celebra l'amore in tutte le sue forme, anche se le usanze variano molto nel mondo. Se in Occidente è il simbolo dell'affetto per eccellenza, in Giappone è ancora raro scambiarsi baci in pubblico. Curioso il bacio eschimese, dove ci si strofina la punta del naso a occhi chiusi, o la tradizione cinese, dove per lungo tempo è stato evitato per motivi prettamente igienici. Sono tante le candeline per l'attore e regista Sylvester Stallone, un traguardo tondo per l'eterno Rocky Balboa e John Rambo. Icona del cinema d'azione, Stallone ha saputo raccontare la sua vita anche lontano dal set, nella recente serie The Family Stallone, che svela il suo lato più privato e familiare. Festeggia 62 anni Cristina D'Avena, la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati italiani, che debuttò a soli 3 anni allo Zecchino d'Oro con il valzer del Moscerino. Cristina continua a far cantare intere generazioni con i successi dei Puffi, di Licia e di Pollon. Infine, oggi compie 59 anni il cantautore Max Gazzè. Artista poliedrico e bassista d'eccezione, Gazzè ha saputo mescolare l'edge jazz degli esordi belgi con il pop colto italiano. Indimenticabili i suoi sodalizi artistici con Silvestri e Fabi e le sue prove d'attore in pellicole come Basilicata Coast to Coast. Il 6 luglio del 1785 nasce il dollaro. Nel cuore della giovane democrazia americana, il Congresso degli Stati Uniti adotta ufficialmente il dollaro come moneta nazionale. Fu una decisione rivoluzionaria. Per la prima volta, infatti, nella storia, una nazione scelse un sistema monetario basato sulla numerazione decimale, creando così quella che sarebbe diventata la valuta più scambiata al mondo. Sapevate che il vincitore della maratona olimpica del 1904 arrivò al traguardo solo perché i suoi allenatori gli somministrarono veleno per topi e brandy come stimolanti? Inoltre, il primo classificato fu squalificato perché aveva percorso gran parte della gara in auto, mentre un corridore cubano, Andarín Caravajal, arrivò quarto nonostante si fosse fermato a metà gara in un frutteto a mangiare mele marce perché aveva fame. È stata definita la gara più caotica di sempre. Buongiorno e buon lunedì. Iniziamo una nuova settimana scoprendo insieme cosa riservano gli astri per questa giornata di inizio luglio. Ariete, partenza sprint. Siete pieni di grinta e pronti ad affrontare le sfide lavorative con la massima determinazione. Nulla vi spaventa. Toro, lunedì rallentato. Prendetevi il vostro tempo per carburare e non fatevi mettere fretta da colleghi o scadenze. La calma sarà la vostra forza. Gemelli. Sarete dei comunicatori eccezionali oggi. Sfruttate la mattinata. Cancro. Ottimo momento per le finanze e gli affari pratici. Se dovete riorganizzare il budget o pianificare un investimento, il cielo vi appoggia. Leone. Con la luna nel segno siete i protagonisti assoluti. Emozioni intense e un fascino travolgente vi renderanno irresistibili in ogni campo. Vergine. Giornata ideale per lavorare dietro le quinte. Concentratevi sui dettagli, evitate i conflitti diretti. Bilancia. Il lavoro di squadra oggi è la chiave del successo. Condividete i vostri progetti con gli amici o i colleghi fidati. Nascerà qualcosa di grande. Scorpione. Sarete messi alla prova sul piano professionale. Dimostrate il vostro valore con i fatti. La vostra determinazione manderà un messaggio chiaro. Sagittario. Il cielo vi regala una visione ottimistica del futuro. Ottimo momento per iniziare un corso, studiare una nuova lingua o pianificare un viaggio. Capricorno. Siete chiamati a fare una scelta di testa e non di pancia. Analizzate la situazione con il vostro solito pragmatismo. Non sbaglierete. Acquario. I riflettori sono puntati sulle relazioni.
che sia un accordo di lavoro o un chiarimento amoroso, cercate il compromesso perfetto. Pesci, giornata densa di impegni pratici. Organizzate la vostra agenda fin dal mattino per non ritrovarvi sopraffatti dalle cose da fare. Buon inizio settimana a tutti. Ci sentiamo domani con il nostro appuntamento astrale. Il 6 luglio 1994 usciva nelle sale americane Forrest Gump. La storia dell'uomo che attraversa la storia americana correndo ha commosso il mondo, incassando $680 milioni e regalando a Tom Hanks il suo secondo Oscar consecutivo. Le sue frasi, dalla scatola di cioccolatini al "Corri Forrest", sono diventate parte del linguaggio comune. In inglese esiste un proverbio molto colorato: "Birds of a feather flock together". Gli uccelli con le stesse piume volano in stormo. In italiano utilizziamo una frase più sintetica e forse un pizzico più pungente: Dio li fa e poi li accoppia. Si usa per descrivere vere persone simili che finiscono inevitabilmente per frequentarsi. Frida Kahlo, l'icona messicana che ha trasformato il dolore in arte. Costretta a letto da un terribile incidente a 18 anni, non si arrese. Fece montare uno specchio sul baldacchino per poter dipingere se stessa, dando vita ad uno stile unico e simbolico. La sua vita fu un incendio di passioni e sofferenze, dominata dal legame tormentato con Diego Rivera e dalla sua instancabile lotta per l'indipendenza artistica e politica. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci. Con l'augurio di circondarvi sempre di amici veri che sappiano apprezzare ogni vostra sfumatura, io vi auguro un fantastico inizio settimana. Io vi aspetto qui anche domani per una nuova pagina del nostro almanacco e se non volete perdere nessuna curiosità da parte del mondo, non cambiate canale. Buon lunedì dalla vostra Jaire.